Con Gaetano Armao alla presidenza, il polo universitario di Agrigento troverà sicuramente una via d'uscita. Un'opinione generale, questa che ha accompagnato le varie fasi della vita recente del Consorzio Universitario Agrigentino. Ebbene, oggi nella sua stanza il presidente Armao ha incontrato i giornalisti per comunicare il rilancio della sede di Agrigento alla presenza anche della professoressa Chiara Giovannucci Orlanti del coordinamento scientifico del percorso formativo sull'arbitrato che si sta tenendo al Consorzio in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano. Il rilancio della sede universitaria, possiamo dire, mette le famiglie in primo luogo nelle condizioni di tirare un sospiro di sollievo. Nel corso della conferenza stampa sono emersi dati importanti sulla voglia dei giovani di frequentare i corsi restando vicino casa. Un rilancio, Presidente, della sede universitaria di Agrigento con finalmente qualcosa di concreto, delle risposte concrete alla città. Sì, nuove iniziative, nuovi corsi, un servizio al territorio, un po' così come emerge dal questionario che abbiamo somministrato ai ragazzi degli ultimi anni dei licei, e ringrazio per questo non solo l'autorità scolastica ma soprattutto i ragazzi che hanno voluto collaborare con noi. Dal questionario emerge una risposta straordinariamente interessata a che il Consorzio svolga la propria attività, tenga corsi ad Agrigento, svolga un'attività culturale con una preponderanza assoluta di sì, quasi il 95% rispetto ai no. Quindi c'è una grande attenzione dei nostri studenti e il nostro compito è rispondere a questa attenzione col massimo della qualità del servizio. Ecco, a proposito del questionario si parlava di politica, cioè i politici devono saper leggere la risposta dei giovani. Certo, noi abbiamo svolto questo servizio alla politica e a coloro che devono decidere come questo consorzio deve essere rilanciato. Noi abbiamo rimesso in piedi, dopo che era stato fortemente appesantito dai debiti, dalla gestione all'inizio degli anni 2000, e adesso invece il consorzio è in ripresa, svolge servizi. Il giorno della resurrezione, visto che si è parlato in conferenza di funerale dello scorso anno. No, è un giorno importante e mi fa piacere che lo sottolinei, in cui la ripresa è forte. La settimana scorsa si è tenuto un importante convegno sulle migrazioni che ha visto Agrigento in partnership con l'Università Americana di New York, dove si terrà la seconda fase di questo convegno a novembre, e poi a fine mese un'importante iniziativa formativa con tutto il settore sanitario provinciale, e questo ringrazio l'azienda sanitaria provinciale per la collaborazione, che riguarderà la responsabilità nel settore sanitario. Quindi attività continua, e poi da settembre i corsi nuovi in mediazione culturale e linguistica.